Giovanni Paperini, il primo gol è suo, quello che ha riaperto la partita, vi ha ridato entusiasmo e voglia di crederci e alla fine ci avete creduto. Assolutamente sì, è stata una partita veramente difficile perché dopo il 3-0 loro eravamo un po' giù. Abbiamo ritrovato la forza, non abbiamo mai mollato, c'è da dire, e il primo gol ha riaperto un po' il tutto. Abbiamo continuato a crederci finché poi sono arrivati gli altri 4 e alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Allora, occasioni a non finire, però questa palla non entrava mai. Bravura del portiere, anche un po' di fortuna da parte dei veronesi, però ecco, non entrava mai. Poi alla fine tu hai sbloccato e a quel punto è cambiata la partita. Sì, è stata una partita dove abbiamo fatto un sacco di tiri, molto anche alcuni decisivi, ma il portiere è sempre riuscito tra una deviazione, una cosa e l'altra a buttarla fuori. Alla fine il mio gol, anche lì, tra l'altro anche in quella situazione, palla al centro e sul secondo palo, la palla è stata deviata e io sono riuscito a toccarla e a buttarla dentro. E quindi così ho fatto gol, ecco, però anche in quella situazione comunque non voleva entrare. Poi alla tripletta di Usaric, diciamo, è scoppiato entusiasmo. Ah, assolutamente sì, dopo quando ha fatto oggi lui, tra l'altro prima di entrare in campo gli ho detto guarda che questa sera fai gol, e lui mi fa no, me la sento che non riesco. Alla fine era un po' demoralizzato perché vedevo che continuava a tirare ma non riusciva a far gol. Alla fine quando la palla alta gli è arrivata, ho visto che ero in panchina, ho visto che l'ha presa bene, ho detto questo è gol, e da là è successo 1, 2, 3 e qui alla fine ha fatto tripletta, è grande giocatore. Un giocatore straordinario. Allora, una vittoria che vi consente di proseguire la vostra marcia, sempre al secondo posto, però cambia molto. Sì, cambia molto perché questa era una partita fondamentale, l'abbiamo preparata bene durante la settimana, anche perché adesso abbiamo una pausa la prossima settimana, quindi insomma dovevamo portarla a casa assolutamente per riposarci, ovviamente mentalmente più che fisicamente perché continueremo a lavorare, però sapere insomma di aver portato a casa questa vittoria per dopo riposarci, per dopo affrontare una partita molto importante era fondamentale.